Tanto buongiorno a tutti e bentrovati. Sì, è vero, oggi la sfilata Vittorio Veneto ha avuto un grande successo grazie anche alla presenza di molto pubblico, stimiamo quasi 20.000 presenze lungo il chilometro della sfilata, lungo il Viale della Vittoria. Ci sono 15 carri che al momento oggi stanno sfilando, 2 scuole tra l'altro della città, la scuola Manzoni primaria di Vittorio Veneto e anche la scuola danza di Vittorio Veneto, quindi abbiamo anche la presenza delle scuole locali. Godetevi lo spettacolo che tra l'altro è anche in diretta su Tenda TV oggi, quindi un altro media partner che è presente, e grazie anche a QDP News che è sempre presente nelle nostre sfilate. Chiaramente questo è tutto possibile grazie ai volontari, ma soprattutto il ringraziamento va all'amministrazione comunale, ai nostri sponsor che ci seguono e credono nell'iniziativa, e anche chi compra un biglietto della lotteria abbinata alla manifestazione. Io voglio ringraziare tutti i volontari, Protezione Civile, Pialpi Soccorso, che rendono sicura la manifestazione, che è un altro aspetto molto importante. E effettivamente dal numero dei partecipanti, degli spettatori che vediamo, che è enorme perché Vittorio è abbastanza lungo e visto quanta gente c'è, vuol dire che forse lo stiamo superando lo stress. E questo è un buon segno, noi come amministrazione siamo più che contenti nel vedere che tanta gente ha risposto. È stato un grosso sacrificio anche quest'anno fare questa manifestazione, molto impegnativo, però quando c'è una risposta di questo tipo noi siamo certamente felici. Sì, serviva, e anche come amministrazione abbiamo puntato molte risorse su questa manifestazione, ma il merito comunque è senza dubbio dell'Associazione Carnivali di Marca, che tanto sono impegnati per realizzare questo evento, quindi una giornata eccezionale, tantissima gente, tanta felicità e quindi bellissimo. Ricordo che a Vittorio Veneto è stato fatto l'ultimo Carnevale di Marca, poi è stato il Covid e è stato sospeso dopo aver fatto questa manifestazione. Si ritorna a Vittorio Veneto dopo 3 anni e questo dà veramente una gioia ai bambini, a piccini e adulti, perché effettivamente 25.000 persone per questo Carnevale di Marca è un successo. Complimenti all'organizzazione, all'amministrazione comunale che naturalmente sostiene, e a tutti quei volontari che si mettono in gioco e lavorano gratis per fare questa manifestazione e portarla in tutta la Marca Trevigiana. Beh, diciamo che dopo 2 anni di fermo, Vittorio Veneto io l'ho sempre fatta come sfilata perché ero nel gruppo del carro mascherato del mio paese, è sempre stata una delle sfilate più belle con tantissima gente, quindi una Vittorio Veneto piena di gente, di bambini, che è veramente uno spettacolo vederlo. Beh, è importante perché in questi 2 anni, si diceva anche prima con l'organizzazione dei carri, cioè molte persone si sono perse, adesso si stanno ricostituendo i gruppi, è importante anche per tenere unite le nostre comunità, perché attorno a un carro mascherato ci lavorano dietro 1 anno gruppi di persone e quindi anche fare comunità.